Buonasera a tutti e bentornati allo spazio virtuale del MUA Museo e Archivio Storico di Sydney. Siamo qui oggi per un nuovo appuntamento con i Talks, incontri e dialoghi di arte, archeologia e architettura. E oggi siamo molto contenti di ospitare Anna De Palmas, professoressa e docente di storia e protostoria dell'Università degli Studi di Sassari, specializzata in protostoria europea con particolare riguardo alle civiltà egee. Ed è di questo appunto che oggi parleremo insieme di Sardegna e del Mediterraneo, facendo un focus sul Mediterraneo orientale per capire in che modo le due realtà, quindi il Mediterraneo occidentale e nello specifico la Sardegna e il Mediterraneo orientale, fossero collegati e quali civiltà vivessero queste due parti del mondo mediterraneo e in che modo fossero appunto collegate e che scambi ci fossero. Lascio subito la parola a Anna De Palmas, buonasera. Buonasera, buonasera Isabella, buonasera a tutti gli intervenuti. Io ringrazio Isabella che appunto è stata una mia cara allieva di avermi invitato a fare questa chiacchierata, quindi sono molto contenta di essere qui con voi stasera. Grazie. Allora, prima di iniziare con le domande, ricordo sempre, insomma, le solite modalità. Avete la possibilità di comunicare con noi lasciando dei commenti o ponendo delle domande, speriamo non troppo difficili, come è successo l'ultima volta. Lo potete fare mandandoci semplicemente dei messaggini WhatsApp al numero che sta apparendo adesso nel display e semplicemente anche scrivendo un post su YouTube o su Facebook. Lo leggeremo e cercheremo di rispondere appunto alle vostre domande e ai vostri quesiti. Detto questo, penso di aver dato tutte le informazioni. Partirei subito con la prima domanda. Abbiamo detto appunto che parliamo della Sardegna e parliamo del Mediterraneo. Ci può dire in che periodo siamo e qual è la società che vive quel periodo nella nostra isola? Che cosa succede e quali sono le caratteristiche principali di questa civiltà? Allora, dunque, la Sardegna non è mai stata un'isola isolata, è sempre stata un'isola molto aperta all'esterno e dalla preistoria anche più antica ha avuto tanti contatti con il mondo circostante. Il mondo chiaramente, innanzitutto il mondo più immediatamente vicino, però essendo un'isola per forza di cose è un mondo al di là del mare. E quando parliamo però di contatti certi con il Mediterraneo orientale, parliamo sicuramente, almeno è anche la prospettiva che io volevo offrirvi, che è quella che mi interessa anche maggiormente, parliamo di periodo dell'età del bronzo. Parliamo dell'età del bronzo, quindi quello che il periodo che in Sardegna viene chiamato periodo nuragico. Quindi siamo nel periodo nuragico, siamo in una fase, voi sapete che il periodo nuragico rientra nell'età del bronzo e quindi noi seguiamo una distinzione in periodi che suddividono questa fetta di tempo che è l'età del bronzo in bronzo antico, bronzo medio, bronzo recente, bronzo finale. L'età nuragica, il periodo nuragico inizia nel bronzo medio e già nel bronzo medio, non proprio all'inizio della sua formazione, noi abbiamo i primi contatti con il mondo Egeo, quindi col mondo Egeo, col Mediterraneo orientale e in particolare con il mondo Egeo, quindi non il Mediterraneo orientale in senso generico, ma con appunto il mondo Egeo, i Micenei, che sono il popolo che in quel periodo diciamo domina quella parte di Mar Mediterraneo. Quindi il periodo dei nuraghi. I nuraghi sono già edificati, non sappiamo in quale percentuale, ma sicuramente una percentuale altissima di nuraghi è già presente nella nostra isola e durante questa fase esistono i primi contatti. Io ho preparato delle immagini che
appunto Isabella può mandare avanti. Ecco, questa è una carta che non so, forse il nostro pubblico la vede in un formato anche di dimensioni soddisfacenti, tanto per vedere i vari pallini che ci indicano, come tutte le carte di distribuzione, che sapete noi archeologi sono uno strumento molto utile per noi di lavoro, uno strumento di lavoro perché ci servono a focalizzare quali sono i luoghi dove sono avvenuti i ritrovamenti. Ecco, i pallini più o meno colorati, nel senso che forse qualche colore non si nota tanto, sono i ritrovamenti principali avvenuti in Sardegna, di materiale non sardo e che è facilmente riconoscibile come materiale proveniente dall'Egeo, dall'area della Grecia. Quindi sono materiali che vengono dalla Grecia continentale, ci sono soprattutto materiali che vengono dal Peloponneso, dall'Argolide, che è la zona orientale del Peloponneso. Il Peloponneso è la parte diciamo insulare, perché in realtà è un'isola, insulare, peninsulare a sud diciamo di Atene, ecco, quindi quella parte molto con le coste molto frastagliate. La parte orientale ha una parte importante nell'ambito della geografia antica della Grecia, perché appunto ci sono i principali regni micenei. I materiali sono facilmente riconoscibili. Qual è il vantaggio vista dalla prospettiva nostra occidentale dei materiali che vengono dalla Grecia? Che sono materiali che si conoscono da tempi molto antichi e che sono nel corso del tempo stati classificati molto bene. Quindi si conoscono le aree di produzione dei materiali, si conosce la cronologia, quindi se si trova un frammento deve essere chiaramente un minimo caratterizzato, quindi avere le sue decorazioni, le sue colorazioni, insomma si riesce a classificarlo sulla base della zona di fabbrica, ma anche del tempo. Quindi sono un indicatore preziosissimo, perché ci dicono con immediatezza il tempo dei contatti e anche la zona di provenienza dei materiali, quindi dei contatti stessi. Quindi questi materiali ci dicono contatti con l'Argolide, ma anche contatti con Creta e anche contatti con Cipro. L'aspetto forse tra i più interessanti anche degli ultimi anni è che, grazie alle analisi archeometriche, cosa sono le analisi archeometriche? Sono delle analisi chimico-mineralogiche che si fanno sulle paste di questi frammenti ceramici. Si riesce con buona, diciamo, anche precisione, risalire ai luoghi di produzione, quindi con maggiore ancora dettaglio rispetto all'osservazione semplice dei pezzi e dei frammenti. E la cosa più interessante, dicevo, è che si è scoperto che molti di quei frammenti che sono stati negli anni '80, il momento della loro scoperta, classificati come materiali miceneo, molti di essi sono imitazioni. E questo è un aspetto importantissimo, perché significa che non solo sono arrivati questi materiali, sono stati apprezzati dalle comunità locali, che si è cercato di riprodurli. E perché si cerca di riprodurre questi oggetti? Innanzitutto perché si ritiene che siano preziosi. Bisogna aprire una piccola parentesi. Noi, ahimè, purtroppo non sappiamo che cosa veniva trasportato in questi vasi, perché ricordiamoci che tutti i traffici antichi avvenivano dentro i vasi, ma quello che veniva trasportato era il contenuto del vaso, non tanto il contenitore. Quindi il vaso aveva un significato importante, perché arrivava da un'area lontana dalla propria, arrivava con del materiale all'interno, quindi era il contenitore di qualcosa di prezioso che si voleva acquisire. Però un'altra cosa importante era che la ceramica greca di questo periodo è una ceramica già fatta al tornio, quindi ha una tecnologia diversissima da quella locale, ma non è solo una prospettiva sarda questa, anche nel resto della penisola italiana
il vasellame era fatto a mano, quella che si chiama la ceramica d'impasto, che caratterizza tutta la preistoria e gran parte della protostoria. Quindi è una ceramica modellata a mano, fatta senza l'uso di strumenti se non lisciatoi, stecche, qualcosa di appunto non però di meccanico come il tornio. La ceramica micenea è una ceramica tornita, fatta al tornio, quindi dal punto di vista qualitativo è una ceramica diciamo superiore, perché è cotta, è molto più sottile, è molto più regolare nella forma, e soprattutto è cotta anche probabilmente in forni chiusi, che gli danno una diciamo delle qualità tecnologiche diverse dalla ceramica locale. Quindi è un materiale diversissimo da quello prodotto in Sardegna in quel tempo, e evidentemente le comunità locali lo ritenevano prezioso. L'immagine che ho messo qua, scusate, no, giusto perché magari la curiosità, ecco, sulla sinistra c'è la carta di distribuzione di questi materiali, sulla destra vi sono alcuni di questi. Quello che vedete dove c'è scritto Argolide, che viene quindi dalla zona dell'Argolide, la regione che abbiamo detto nella parte orientale del Peloponneso, si chiama Ariballos, è una forma di piccole dimensioni, destinata probabilmente a contenere degli oli profumati, insomma è un oggetto di piccole dimensioni che conteneva qualcosa di particolarmente prezioso, ed è stato trovato nel nuraghe a Rubbio di Orroli, ed è il pezzo, diciamo, uno dei pezzi più antichi. Quindi da quando noi abbiamo questi materiali? Ce li abbiamo dalla fine del Bronzo Medio, quindi stiamo parlando della fine del XV secolo, inizio del XIV, quindi siamo dalla fine del 1400 e l'inizio del 1300, quindi una fase che vede appunto il passaggio in Sardegna dal bronzo medio al bronzo recente, quindi siamo in piena età nuragica. E al di sotto vedete altri materiali anche non vascolari, quindi non ci sono solo frammenti di vasi. Tra l'altro non è mai stato trovato un vaso intero, ecco, sono stati trovati solo dei frammenti. Ci sono dei vaghi di collana, quindi degli elementi di vetro, di pasta vitrea, dato che il vetro da noi non si produceva ancora, ma in Egeo si produceva il vetro, quindi anche questo è un elemento esotico. Sicuramente voi dovete immaginarvelo in una collana, che sicuramente era un oggetto di una preziosità insomma eccezionale per quei tempi e per la nostra regione. Ugualmente molto prezioso il frammento al di sotto della Riballos, al sotto di questo vasetto del nuraghe a Rubbio, c'è un frammentino che forse non si capisce bene che cos'è, però io vi ho messo a fianco l'oggetto intero come doveva essere. È un frammento di una testina di avorio. Sono degli oggetti di altissimo artigianato, che riproducono la testa di un guerriero. Noi è stato trovato in superficie a Decimopuzzu, nella località di Mizapurdia, solo la cima dell'elmo, però si riconosce bene. È un elmo particolare, un elmo miceneo, il frammentino di raffigurazione di elmo miceneo, non l'elmo. È un elmo fatto con le zanne di cinghiale, e a destra c'è la figurina intera, che invece non è stata trovata in Sardegna, ma che viene appunto è stata trovata in Grecia, e che vi fa capire come doveva essere l'oggettino ritrovato in Sardegna, ahimè solo un frammentino. È un oggetto anche questo prezioso, forse era parte di un mobile, quindi era un oggetto d'avorio oppure di una placchetta, di un qualcosa di decorativo, però è sicuramente questo un elemento ornamentale, non ha niente di funzionale come invece il vaso. Possiamo vedere la prossima, così insomma, la prossima è il nuraghe Antigori, per ricordarvi che gran parte, i primi ritrovamenti, tanti dei nostri ritrovamenti sono stati vengono dal nuraghe Antigori di San Roch, che è proprio nel Golfo di Cagliari, e ci fa capire anche che arrivavano da quella parte di mare, perché poi gran parte dei materiali, adesso c'è un grande ritrovamento, un importante ritrovamento all'area di Selargius,
L'area del Golfo di Cagliari è l'area principalmente interessata da questi contatti. Sì, questa è un'altra immagine di altri frammenti, a me sono in bianco e nero, le colorazioni sono la pasta in genere sul beige, sul marrone chiaro, sul color cuoio, e ha poi queste decorazioni dipinte, perché appunto anche un'altra caratteristica, in questo periodo in Sardegna non si usa la ceramica dipinta, ma invece i micenei la loro ceramica la dipingono, e quindi anche per questo è una ceramica immediatamente riconoscibile. Se si trova un frammento di ceramica micenea, Si si è molto capisce. fortunati, ma soprattutto la si riconosce facilmente, ecco. Okay, grazie. Tra Ecco, l'altro, se posso torno un attimo alla seconda sì, immagine, perché qua invece si vedono con appunto il colore e quindi insomma sì, è facilmente poi esatto, certo. riconducibile, diciamo, il colore a queste immagini. Sì. Diciamo che il quadro che ci ha dato, oltre a essere estremamente esaustivo, ma ci apre tutta una serie di domande e tutta un'infinità di curiosità. È soprattutto interessante quanto ha detto o quanto diciamo ha introdotto e in qualche modo il confronto delle due società che vivono due mondi differenti, chiamiamoli mondi differenti, due comunque luoghi differenti. La civiltà che abbiamo in Sardegna, che comunque ha una tecnologia abbastanza avanzata, ma è ovviamente una civiltà differente, e la civiltà invece micenea che sta vivendo appunto l'Egeo. Sono due società chiaramente differenti, in qualche modo si ritrovano, si incontrano, poi ci dirà meglio come e perché, però è interessante vedere l'interesse di una civiltà che possiamo definire che avere una tecnologia più avanzata rispetto alla nostra in alcune circostanze, per esempio appunto la lavorazione della ceramica, perché abbiamo detto è una società che già conosce il tornio, lavora la ceramica in modo meccanico e meccanizzato, cosa che invece in Sardegna ancora non succede. Ed è comunque estremamente interessante vedere l'interesse di questa società in qualche modo più avanzata nei confronti di un'altra società che è appunto quella che vive la Sardegna nello stesso periodo. Quindi prima di capire in che modo si incontrano e qual è il connubio perfetto tra queste due civiltà, vediamo un po' che cosa succede, qual è la società appunto che vive l'Egeo, quindi chi sono i Micenei e che cosa succede appunto nell'Egeo nello stesso momento in cui noi abbiamo quella che definiamo civiltà nuragica. Allora, devo dire che la differenza più grande, ecco, un'altra cosa che bisogna specificare, che lo dico per il pubblico più, insomma, più ampio, più interessato, nelle società antiche non esistono classifiche, ecco, non esistono, non è che perché il mondo miceneo ha delle particolari caratteristiche produttive di società, è un mondo, come dire, di categoria A, mentre la Sardegna e l'Occidente in genere è un mondo di categoria B. Sono soltanto come dire, hanno avuto degli sviluppi diversi con degli aspetti peculiari che le rendono diverse, e forse la differenza principale è quella che quella micenea è una società statale. Quindi c'è uno Stato con a capo un sovrano, non uno intero per tutta la Grecia, ma ogni città-stato, ci sono delle città, delle vere e proprie città, con dei palazzi, sono dei palazzi in cui appunto risiede il sovrano, c'è una società organizzata in classi, ci sono i guerrieri, ma ci sono anche delle persone che lavorano la terra, ci sono dei servi, delle persone che fanno il lavoro che serve per l'organizzazione del palazzo, che è un grande centro di potere soprattutto anche economico perché
la produzione viene appunto stivata in questi palazzi. Sono degli edifici di grandi dimensioni, che hanno degli spazi destinati all'immagazzinamento, una delle caratteristiche principali di questi stati antichi, quindi grandi spazi per immagazzinare i beni alimentari. Sono dei luoghi dove appunto nel palazzo si producono degli oggetti preziosi, quindi c'è un artigianato specializzato, vi sono degli artigiani che lavorano all'interno del palazzo, che lavorano l'avorio, che lavorano il metallo, che lavorano l'oro, che lavorano la ceramica, che fanno della ceramica particolare, che lavorano il vetro, e quindi sono delle realtà molto molto sfaccettate. E una delle caratteristiche principali della civiltà micenea è quella della sua proiezione sul mare. È l'esito di un processo lunghissimo, perché anche le società che nella Grecia hanno preceduto quella micenea hanno avuto sempre la caratteristica di avere una proiezione verso il mare, quindi la navigazione e l'occupazione estensiva di quasi praticamente tutte le isole. Voi sapete che l'estensione insulare della Grecia appunto è unica come portata in tutto il Mediterraneo. Sono tantissime le isole, a volte alcune sono molto piccole, altre sono più grandi, però nella preistoria erano praticamente interessate tutte dalla presenza dell'uomo, che ha sviluppato non solo tantissimo la navigazione, ma anche tutta l'industria legata al mare, quindi la pesca organizzata dei tonni, la lavorazione delle conchiglie, cose che venivano utilizzate per il proprio diciamo sostentamento, per l'economia locale, ma che in parte venivano anche invece messe in circolazione, venivano portate in gran parte del bacino del Mediterraneo. Sto pensando anche alle fasi più antiche dell'età del bronzo, al Neolitico, dove ci sono delle conchiglie appunto raccolte. Lo spondylus è una conchiglia che veniva lavorata, venivano fatte dei vaghi di collana, anche altri oggetti, e vengono diffusi dappertutto nel Mediterraneo, sempre da comunità egee. Quindi è una società completamente diversa. Certo, a noi non viene un po' difficile capire come poteva avvenire la relazione tra società così diverse, perché lo pensiamo per la Sardegna, ma voi pensate anche nell'Italia peninsulare. I contatti col mondo egeo sono avvenuti prima con l'Italia meridionale rispetto alla Sardegna. La Sardegna è un pochino in ritardo rispetto al contatto. Perché? Perché probabilmente le prime rotte, cioè i micenei, hanno iniziato a un certo punto a muoversi verso l'Occidente in esplorazione. Sicuramente andavano alla ricerca di risorse, perché la Grecia non ha certi tipi di risorse, è scarsa, soprattutto per esempio di metalli, non ha grandi riserve naturali, risorse naturali di metallo. Quindi è probabile che alcuni spostamenti siano stati fatti proprio alla ricerca del metallo. Quindi si sposta verso l'Occidente, si spostano, iniziano a navigare verso Occidente, e le prime zone dove sono arrivati, quali sono? Sono le isole Eolie. C'è tutta una logica, e non pensate che hanno preso un posto a caso. Hanno cercato delle rotte semplici, e quella più immediata in realtà è molto vicino arrivare dalla Grecia, dalla costa orientale della Grecia, dalla costa occidentale, scusate, della Grecia, alla penisola italiana. Veramente, cioè, adesso ci sono 7 ore di navigazione col traghetto, ma anche allora non doveva essere molto complicato, tanto più che si può benissimo costeggiare per gran parte del tragitto. Insomma, è piuttosto semplice. Però la scelta dei primi navigatori egei è stata quella di avere contatto non col continente, ma con le isole. E hanno scelto le piccole isole, perché le piccole isole probabilmente erano più alla portata di una esplorazione iniziale, nel senso che devi prendere confidenza con dei gruppi che hanno appunto società diversa, sono organizzati in modo diverso. Sicuramente bisogna intendersi anche nella comunicazione,
e probabilmente la scelta è caduta nelle piccole isole perché era più facile poter entrare in contatto con i piccoli gruppi di popolazione che stavano nelle piccole isole. Quindi prima Lipari, le isole delle Eolie, Lipari, Panarea, hanno avuto diciamo, sono tra le manifestazioni più antiche del contatto con l'Egeo, e poi anche le isole le Flegree, quelle di fronte al Golfo di Napoli. Questo per dirvi che sono società molto diverse anche quelle, sono diverse da quelle della Sardegna, ma più o meno sono comunque, sicuramente non sono società organizzate a livello di Stato, quindi hanno un'organizzazione diversa, un'organizzazione diciamo più libera, sono organizzati in tribù, sono organizzati in gruppi, in grossi insediamenti più o meno grossi, un po' diciamo più simili sicuramente alla Sardegna che non al mondo Egeo. Quindi forse per spiegare un po' qual è che è il fermento del mondo miceneo, che chiaramente non si può descrivere in poche parole, è un mondo complesso, è un mondo di un grandissimo interesse proprio per le produzioni, per la ricchezza e per la rete di contatti che riuscì a stabilire, grazie a questa solida padronanza della navigazione. Io ho messo un'immagine che secondo me, ecco, vabbè, queste sono delle ricostruzioni diciamo reali di imbarcazioni dell'età del bronzo. Dovete sapere che innanzitutto appunto nel Mediterraneo si naviga probabilmente anche prima del Neolitico, già nel Mesolitico non stiamo parlando di navigazioni con imbarcazioni costruite, però ci si sposta appunto dall'alba della vita, diciamo, in quest'area. E nell'età del bronzo arriviamo già con una navigazione che è molto consapevole, cioè la navigazione è navigazione studiata, consapevole, le imbarcazioni sono imbarcazioni costruite con grande capacità, e questo ce lo dice, forse possiamo andare a quella dopo, ce lo dicono i relitti che sono proprio nei relitti del Mediterraneo orientale, perché sono state delle scoperte molto fortunate che sono importantissime per la comprensione di questo mondo, diciamo, di tutto il mondo mediterraneo, ma soprattutto della parte orientale del Mediterraneo, che sono appunto i relitti. Sinora ci sono 4 relitti dell'età del bronzo, sicuramente, senza dubbio, il più importante è quello di Uluburun, un relitto di una nave dell'età del bronzo al sud delle coste della Turchia. Questa è un'immagine, chiaro, che non so quanto riuscite a vederla con chiarezza. Una è una pianta che ci fa capire appunto quello che è stato ritrovato, e a sinistra invece vedete un subacqueo che ha i piedi su dei lingotti di bronzo. Se andiamo alla prossima, ci sono delle ricostruzioni che forse, ecco, questa è una ricostruzione del museo di Bochum, dove è ricostruito il relitto, dove sono i materiali. Perché vi sto parlando di questo relitto? Perché questo relitto, allora, innanzitutto non si sa esattamente se è una nave micenea. Potrebbe essere una nave micenea, perché i micenei erano sicuramente in grado, i vari regni, di mettere su un'imbarcazione, perché dobbiamo metterci anche quella domanda: ma chi poteva fare nell'età del bronzo, costruire una barca? Stiamo parlando di imbarcazioni che sono sui 14, 15, raggiungono sicuramente anche i 18 metri, quindi sono delle navi, sono delle grosse barche, delle navi che attraversavano il Mediterraneo, quindi sicuramente ci vogliono anche tante risorse per poterla costruire, tante anche competenze, capacità. Ricordatevi quello che vi ho detto prima: all'interno dei regni micenei, nelle cittadelle micenee, il palazzo ospitava artigiani che realizzavano prodotti di tutti i tipi. Sicuramente molti di questi stati micenei avevano diciamo uno sbocco al mare, avevano una, diciamo, una portualità
non è che è stato ritrovato il porto con i moli, no, però sono dei regni che avevano lo sbocco al mare, ma ce lo dicono anche la documentazione, diciamo, epigrafica del tempo. Quell'immagine che ho fatto vedere prima è importantissima perché ci fa capire che cos'erano queste barche che si muovevano da oriente verso occidente, da oriente verso oriente, perché poi ci sono dei circuiti, sono degli scrigni, come dei forzieri pieni di ricchezze, almeno sono ricchezze per noi che andiamo a studiarli, ma erano ancor più ricchezze per loro. Il fatto che questa nave sia naufragata, c'è da chiedersi chi aspettava questa nave. Immaginatevi il mercante il gruppo di mercanti che avevano messo su questo business con tutti questi vasi, contenitori, lingotti di metallo. Ci sono 350 lingotti di bronzo, ce ne sono lo stesso tantissimi, non 350 di meno, ma un numero grandissimo di lingotti di stagno che è infinitesimamente più prezioso del bronzo, perché è un suo componente, però da solo di per sé ha un valore elevatissimo. Ci sono i lingotti di vetro, quindi ci fanno capire come appunto venivano realizzati i lingotti di vetro colorato che poi servivano per fare appunto le collane e anche altri oggetti del tempo. Ci sono le ancore, ci sono dei sigilli, c'è un sigillo egizio importantissimo perché insieme ad altri indizi ci dà il tempo di questa nave. La nave è fondata intorno al 1300 a.C., quindi abbiamo la fotografia di tutto questo, però Uluburu è importante soprattutto, forse c'è un'altra ricostruzione di Bochum, un'altra ricostruzione di come doveva essere la nave, il carico della nave, e quella dopo Isabella, mi sa, perché ci fa capire appunto, innanzitutto ci dà informazioni sulla struttura di questa nave, ci fa capire che grande carico doveva avere, ci fa capire qualcosa del tragitto. In quella dopo, in modo molto semplificato, possiamo vedere infatti un po' di ricostruzione sulla base degli oggetti che sono stati trovati nell'imbarcazione. E da dove è partita la nave è molto difficile dirlo. Sicuramente queste frecce che vedete nere nella parte orientale ci fanno capire delle probabili soste. Perché delle soste? Perché è probabile che la nave non andava da un punto a un altro con un carico, cioè non caricava tutto nel porto di partenza per scaricarlo tutto nel porto d'arrivo, ma era una cosa molto più complessa e dinamica. Questo lo possiamo arguire da diversi elementi, sia dal fatto che ci sono oggetti che sono di produzione di diverse aree di questa parte del bacino del Mediterraneo, cioè ci sono le anfore cananee, c'è il vetro che probabilmente arrivava da queste parti, ci sono delle zanne semilavorate ma anche non lavorate di ippopotamo, ci sono elementi di legno, di teak che arriva dall'Africa, insomma dalla zona più centrale dell'Africa. Ci sono oggetti che hanno diverse zone di produzione. Però soprattutto diciamo abbiamo anche delle fonti che per questo periodo sono importantissime, che sono alcune fonti letterarie. Prima fra tutte non dimentichiamoci l'Odissea, che l'Odissea ci racconta delle avventure bellissime. Ricordatevi, l'Odissea ambientata nell'età del bronzo, quindi è vero che non abbiamo dei documenti dettagliati su tante cose, ma abbiamo il racconto mitizzato, quello che volete, romanzato, poetico di alcuni aspetti della vita di quel tempo, e l'Odissea è importantissima per capire alcuni meccanismi della navigazione, e ci dice proprio questo. Innanzitutto che l'equipaggio era misto, quindi l'equipaggio era formato da gruppi che arrivavano da varie parti e si arricchiva e si impoveriva a seconda dei luoghi dove la nave arrivava. Quindi la nave arrivava da una parte, arrivavano nuovi marinai, altri forse li lasciava nel porto intermedio e così via, ma così arrivava
anche, diciamo, il carico. Quindi il carico si arricchiva e si impoveriva di merci. Chiaramente il carico di Urubunum era pieno, era diciamo al top forse del suo potenziale di carico, purtroppo per loro, bene per noi, che è avvenuto questo naufragio. Quindi siamo in una società mobilissima, vivacissima, e questo è attestato da tanti elementi. Forse dopo ritorneremo un attimo su questo, perché ho messo qualche altra immagine, perché ci sono delle informazioni che ci arrivano anche dall'iconografia. Cos'è l'iconografia? Ci sono dei dipinti, ci sono delle immagini che ci parlano di questa ricchezza, di questa circolazione di oggetti particolari. In particolare ce lo dicono, c'è un'immagine, vabbè, la commentiamo dopo, magari quando la vediamo, proprio di persone che portano oggetti di cui si riconosce la fattura. Ci sono delle processioni appunto di personaggi che portano degli oggetti. Ci fa proprio capire come doveva essere anche la vita di questi palazzi, di queste cittadelle, che mandavano da altre parti degli oggetti e ne ricevevano a loro volta degli altri. Non preoccuparti, Isabella, magari lo vediamo dopo. No, lo possiamo vedere dopo. Perfetto. Perché dopo, ecco, volevo adesso però riagganciarmi, dato che abbiamo parlato di questi lingotti. È un aspetto importante dei contatti con la Sardegna, col mondo, col Mediterraneo orientale. Forse possiamo andare all'immagine che c'è dopo questa, Sì, questa del vado su. circuito. Io avevo parlato dei lingotti. Questi sono lingotti un po' particolari, perché hanno vengono chiamati, si usa sempre il nome inglese, oxide, traducendolo sono lingotti a pelle di bue, perché se vi ricorda, se pensate anche adesso al simbolo del cuoio, quello che usiamo noi, che c'è sotto la suola della scarpa, c'è questo simbolo, cioè il simbolo della pelle dell'animale. Evidentemente è un simbolo di tradizione antichissima, perché è la forma che viene data ai lingotti. I lingotti sono il modo per trasportare il bronzo. Il bronzo, per tutta l'età del bronzo, ma anche dopo, è un materiale importantissimo, perché è quello che serve a fare fare le armi, ma fare anche gli utensili, a fare anche i gioielli. Insomma, il bronzo serve per tante cose, e viene movimentato, viene spostato con i lingotti. I lingotti sono un marchio di una regione particolare, che non è la Grecia, ma che è Cipro. Cioè Cipro è l'unico, diciamo, produttore, quasi l'unico, perché probabilmente si produceva qualcosa anche nella costa orientale, diciamo nella zona della Siria, e qualcosa si produceva forse anche a Creta, ma gran parte, cioè tutti gli altri, sono fatti a Cipro. Cioè Cipro produce rame, quindi produce rame e lo esporta con quella forma lì, con quella forma del lingotto oxide. Questa immagine che vedete non sono lingotti grandi, non sono lingotti in dimensioni reali, sono lingotti miniaturizzati, per farvi capire che il lingotto a pelle di bue diventa ben presto per Cipro, ma anche per altre aree, anche per altre genti, un simbolo forse di potere, perché il metallo è il potere. Il metallo è come se adesso lo possiamo paragonare al nostro oro. Cioè è un oggetto che è moneta, perché lo scambio di questo metallo è sicuramente uno dei motori che ha mosso, che ha movimentato l'economia di tutta l'età del bronzo, ma anche oltre l'età del bronzo, anche l'età del ferro, parte dell'età del ferro. E qua vedete la miniaturizzazione, che ci fa capire che è un oggetto molto importante, è un oggetto che è simbolo probabilmente di ricchezza. Sicuramente per Cipro è simbolo di potenza, perché Cipro
ha veramente la sua economia si basa sull'estrazione e sulla messa in circolo in tutto il Mediterraneo, ma non solo, sì, tutto il Mediterraneo, tutto il bacino mediterraneo, ma i lingotti oxide circolano dappertutto, in Egitto ci sono delle immagini bellissime di appunto personaggi che portano sulle spalle i lingotti. E se andiamo in quella dopo, il lingotto, ecco, questa è un'immagine di una tomba di Tebe, quindi dell'area egizia del XV secolo, dove no, non c'è qua non c'è il lingotto, perché i lingotti, la più antica produzione è del XIV secolo e poi vengono prodotti soprattutto nel XIII e nel XII secolo. No, questi non sono i lingotti, ma l'ho messo per farvi capire come viene riprodotta la ricchezza e come viene anche visualizzata all'interno delle tombe. Questa è una tomba cipriota del XIII secolo che è ricchissima non solo di vasi, ma di elementi d'oro, di elementi di bronzo, di elementi esotici, quindi che arrivano da altre aree, che arrivano appunto dall'Egitto, che arrivano dal mondo miceneo. Queste tombe ci fanno capire che vi erano dei personaggi eminenti che avevano delle ricchezze veramente importanti, proprio perché gli arrivavano da gran parte del mondo conosciuto. Invece quella dopo ci fa capire come l'importanza della Sardegna. La Sardegna è la regione del Mediterraneo che ha più lingotti oxide, che più lingotti a peli di bue. Quindi non pensate adesso al relitto di Uluburu, pensate alla terraferma. La Sardegna è la regione che ne ha di più anche di Cipro. È strano, cioè da una parte è strano, da una parte non è strano, perché Cipro non li faceva per sé, Cipro li faceva per l'esportazione, quindi Cipro in realtà certo ha dei frammenti, ha dei pezzi, ne ha uno intero che adesso sta al British Museum, però Cipro li mandava fuori. Però la Sardegna si rivela una zona di ricezione straordinaria, molto più di altre zone. Qua c'è appunto una grossa domanda da farsi, perché la domanda classica è: ma perché in Sardegna importavano il rame, dato che la Sardegna è una terra di rame, perché ne ha tantissimo? Un'altra domanda sarebbe: ma siamo sicuri che è cipriota? Sì, siamo sicuri perché sono state fatte le analisi in molti dei campioni che abbiamo in Sardegna. In quell'immagine si vedeva, crescono continuamente, sono più di 40 località, qua ce ne sono di meno di 40, ma vi assicuro che adesso siamo arrivati a 40 località che hanno restituito frammenti di lingotti a pelle di bue. I frammenti si riconoscono, quindi è molto, se hai il frammento capisci che è facile arrivare, che proviene non da un lingotto qualsiasi, ma da un lingotto a pelle di bue. E quindi le analisi ci dicono che è il rame di Cipro. E perché ce l'avevano? Innanzitutto perché probabilmente faceva parte di un circuito di contatti importanti, ma la risposta nell'antichità è vero che molte cose si muovono per il prestigio e per, come dire, per l'immagine che c'è legata a quell'oggetto, a quel bene, però ci dovrebbe essere anche una ragione pratica, forse una ragione è che il rame cipriota è di ottima qualità, è un rame purissimo, purezza che non raggiunge il rame sardo. Perché? Perché probabilmente è legato, il rame sardo, se tu adesso usi sistemi industriali riesci certamente a farlo, anche quello sardo riesci a farlo puro, ma con i metodi antichi non si riusciva a far perdere i componenti che stanno naturalmente nei nostri giacimenti di rame, che sono il piombo, che sono l'argento, che sono, forse c'è anche un po' di zinco, forse però lo zinco non è in percentuali molto alte, però questi componenti probabilmente incidono poi sulla bontà della colata. Questa è una spiegazione, diciamo, forse la più logica che è stata data, perché è un'ipotesi, chiaramente, come tutte le affermazioni che si fanno quando si deve interpretare qualcosa, un dato, questa è un'ipotesi. E quindi
questa forse è una spiegazione, che è un rame veramente molto molto depurato di per sé, quindi i giacimenti di Cipro hanno queste caratteristiche e grazie alle analisi archeometriche, quindi grazie a delle analisi chimico-fisiche, si riesce a capire la provenienza e quelli sardi vengono da Cipro. C'è un problema, un piccolo problema, poi magari mi fermo così Isabella magari mi chiede qualche altra cosa. C'è un problema di datazione perché il massimo periodo di produzione a Cipro è nel XIII secolo, anche nel XII, il XIII-XII. Però diciamo che questa era la versione classica. Io vedo che adesso molti studiosi ciprioti tendono a vedere anche la possibilità che la produzione sia continuata anche un po' dopo questa fase, perché c'è un problema, perché molti dei contesti sardi sono successivi, cioè vengono datati a un periodo successivo, quindi all'undicesimo secolo, anche al X secolo, quindi siamo già alla fine, nel bronzo finale, nella prima età del ferro, in un periodo in cui a Cipro la produzione inizia sicuramente a essere molto inferiore rispetto a quella del passato. È un problema che speriamo che le scoperte future ci aiutino a risolvere questo problema. Allora, attendo regia. Ok, grazie. Veramente anche questo illuminante, e poi anche questo in realtà ci porta veramente a molteplici vie da percorrere. Vario leggermente, faccio una domanda che è fuori programma, diciamo, perché vedendo chiaramente il relitto di Uluburun e vedendo anche le ricostruzioni delle imbarcazioni, e parlando chiaramente di contatti, non si può non discutere innanzitutto del mare, perché chiaramente è il mare che ci ha unito. E come ha ben detto lei, i contatti e le relazioni fuori dalla nostra isola, quindi fuori dalla nostra terra, ci sono stati già a partire dal Mesolitico e poi nel Neolitico iniziano a essere, non possiamo dire frequenti chiaramente, però iniziano quei primi contatti timidi con altri territori del Mediterraneo. Chiaramente ci soffermiamo inizialmente al nostro bacino del Mediterraneo occidentale e poi nel corso dei secoli, arrivando chiaramente a quella che è la civiltà nuragica, questi contatti diventano sempre più importanti, più frequenti e si allargano e quindi in qualche modo tengono un bacino molto più ampio. Ed è interessante capire la navicella, perché poi lei è specializzata in questo, quindi chiaramente è una domanda che le devo fare, ecco, anche se non era in programma. È interessante capire innanzitutto i nostri modellini di navicelle, quelle che noi chiamiamo le navicelle di bronzo che abbiamo, che cosa rappresentano e qual è l'importanza di queste navicelle, perché giustamente come ha detto lei siamo stati veramente fortunati che un relitto come quello di Uluburun non sia arrivato a destinazione. Chiaramente ci dispiace per loro, insomma per la non riuscita di quell'avventura, però per noi chiaramente è un punto focale e ci ha raccontato veramente tantissimo, è preziosissimo. Non sempre però si possono avere dei dati diretti e lo studio di reperti, come ad esempio le nostre navicelle, può essere interessante per ricostruire anche quelli che erano gli spostamenti, quindi in che modo si spostavano, come erano costruite queste imbarcazioni. Poi lei ci ha parlato di imbarcazioni che potevano raggiungere 18 metri di lunghezza, che sono veramente tantissimi, quindi stiamo parlando di una tecnologia e di una conoscenza dell'ingegneria e della marineria piuttosto avanzata. E questo è molto interessante. E collegato sempre a questo, quindi diciamo che ci sono due domande in realtà in questo mio intervento, è interessante anche capire chi si è spostato da dove. E nel caso dei Micenei che si spostano appunto dall'Egeo e in qualche modo piano piano iniziano a conoscere il Mediterraneo centrale e poi arrivano al Mediterraneo occidentale, che chiaramente non si può pensare che una civiltà si lanci all'avventura e arrivi direttamente così lontano. Ci dovevano essere
degli step e chiaramente anche una certa fiducia e quindi una conoscenza che doveva essere in qualche modo soddisfatta. E quindi credo sia interessante capire quali sono innanzitutto le civiltà in gioco in questo grande Mediterraneo e che cosa conosciamo noi delle loro imbarcazioni e dei loro spostamenti, ecco. Sì, allora, una bella domanda. Allora, dunque, tutte le località, le aree di cui stiamo parlando adesso, ci hanno lasciato dei modelli di imbarcazione. Allora, questo termine modello non deve essere frainteso perché in realtà loro, i vari gruppi, hanno prodotto degli oggetti in forma di barca. Chiaramente non era loro intenzione fare dei modelli come li faremo noi, no? Noi adesso facciamo il modellino che deve essere una sorta di miniatura dell'oggetto grande, quindi stiamo attenti a mettere tutti i particolari. Chiaramente il concetto è completamente diverso, loro facevano degli oggetti anche con diverse funzioni, questi oggetti, in forma di barca, però è chiaro che avendo quell'attività, quell'industria, quell'attività nella loro quotidianità, nella loro vita, nella loro cultura, loro riproducevano questo oggetto in forma di barca con la barca che conoscevano. Questa è una cosa molto importante e questa la si riscontra dappertutto. Quindi i modelli di imbarcazione, ripeto, passatemi la parola modello, però le imbarcazioni, gli oggetti a forma di barca ritrovati in Grecia in ambito miceneo sono diversi dagli oggetti in forma di barca ritrovati a Cipro. Perché? Perché Cipro aveva un tipo di barca diversa da quella micenea e così via. Se parliamo delle imbarcazioni, delle cosiddette navicelle sarde, in realtà dobbiamo mettere a punto una cosa che quando si parla di archeologia è fondamentale, cioè il tempo, la cronologia, perché le nostre imbarcazioni di bronzo sono di un'epoca diversa rispetto a alle raffigurazioni di imbarcazioni micenee. Sono perché diciamo che dai dati che abbiamo adesso, appunto, le scoperte poi sono sempre, per fortuna, dietro l'angolo e ci danno informazioni che ci possono anche far ribaltare quella che può essere per noi una nostra, una convinzione radicatissima, però dai dati che abbiamo adesso le navicelle sarde sono prodotte nell'età del ferro, quindi stiamo parlando di secoli dopo rispetto a quella che relitto di Uluburun. Però c'è da dire una cosa, che la tecnologia navale probabilmente ha una grande inerzia, nel senso che le modifiche sono state fatte, ma probabilmente molti modelli di imbarcazione reale sono rimasti in uso tantissimo tempo. Perché se noi andiamo a vedere quello che si è imparato anche dalle indicazioni che ci dà un relitto come quello di Uluburun, ma anche gli altri relitti, quello di Cape Gelidonia, ci danno delle informazioni che ci parlano di una nave, di un'imbarcazione fatta con delle assi, con degli assi cuciti, che ha una sorta di, vi parlo con termini comprensibili a tutti, quindi invece di usare il termine marinaresco uso il termine normale, una specie di ringhiera fatta di legni intrecciati, incrociati per proteggere le parti laterali dell'imbarcazione, il carico e le persone. C'è un albero centrale, tutti aspetti che noi ritroviamo anche nelle imbarcazioni sarde. Quindi c'è da dire che probabilmente alcuni elementi sono rimasti immutati nel tempo, perché probabilmente non vi sono dei grandi mutamenti nel modo di navigare. Poi i grandi mutamenti arriveranno in età storica, subito dopo, già nell'età del ferro avanzata, già gli Etruschi, per esempio, hanno delle imbarcazioni molto diverse da quelle dei Villanoviani che li hanno preceduti, e i Villanoviani invece hanno delle imbarcazioni che sono molto più simili a quelle sarde, a quelle delle imbarcazioni di bronzo sarde. Quindi sicuramente c'è una grande inerzia, però rimane quel discorso che vi ho detto prima, cioè ognuno riproduce la barca che è sua.
che è diversa da regione a regione, per cui le imbarcazioni sarde sono riconoscibilissime e sono diversissime, non diversissime, diverse perché hanno sulla prua hanno la testa di un animale, che non è invece una cosa costante nelle altre aree. Sì, qualche raffigurazione su pittura su vaso di nave micenea ce l'ha, ma è diversa, ma hanno diciamo degli animali diversi, hanno la poppa della nave rialzata, cosa che le navi sarde non hanno mai. Invece a Cipro sono prua e poppa simmetriche, quindi sono identiche, e anche lì a volte c'è la protome, la testa quindi di un animale sulla prua, ma anche lì sono animali diversi. Quindi diciamo che abbiamo nell'antichità questa, benché non sappiamo tanti dettagli, però è anche vero che siamo in grado di riconoscere l'area di produzione di un modello di imbarcazione rispetto all'altra. Credo che questa sia in realtà l'aspetto che volevi, vero? Non so se ho perso qualche parte della domanda. No, perfetto, sì, 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 era questo, cercare di capire se effettivamente già modelli o comunque chiamiamole rappresentazioni, ecco, raffigurazioni ancora meglio, di Sì. navicelle, di imbarcazioni in generale nelle diverse zone del Mediterraneo ci potesse dare un'indicazione anche della tipologia e della differenza non solo cronologica ma anche di tecnologia, ecco, ottenuta. Sì. E chiaramente anche oh, diciamo un ragionamento differente che ha portato alla costruzione di un tipo di imbarcazione che però chiaramente aveva le stesse finalità per diverse civiltà. E questo è un concetto che ritroviamo non solo per le imbarcazioni, ma in moltissime altre sfere e ambiti della vita delle nostre civiltà. E questo secondo me è molto importante, soprattutto in questo momento in cui si cerca di in qualche modo di avvicinare tantissimo soprattutto dei monumenti di civiltà differenti, si cerca sempre di dire sì, sono tutte uguali, quindi sono per forza di un'unica civiltà, capiamo quale, quando invece è interessante anche capire in che modo civiltà differenti possono aver raggiunto un obiettivo attraverso chiaramente dei ragionamenti che possono in qualche modo essere anche simili, quindi questo era assolutamente. Mm-hmm. E niente, quindi questo grazie. Però Questo era, sì, diciamo, le caratteristiche di base dovevano essere molto simili. molto Quindi simili. sicuramente ci sono i rematori, è chiaro che in quelle sarde non abbiamo pochi indizi della presenza del remo, cioè cioè quindi in alcune c'è, però per esempio non abbiamo tanti, c'è un'imbarcazione di ceramica di Cipro che ha tutti i buchetti nel bordo che sicuramente rievocano tanti Il remi, remo. tanti remi che ci dovevano essere, appunto i rematori ci dovevano essere per forza. Però per esempio anche noi abbiamo l'albero, chiaramente essendo i nostri di bronzo, abbiamo l'albero fisso, cioè fuso insieme, però abbiamo alcuni esemplari di ceramica ritrovati quelli a Sumulino a Villanova Franca, in alcuni c'è il foro per inserire l'albero, che è la caratteristica delle imbarcazioni di Cipro. E questo cosa vuol dire? Che quella lì è di Cipro? No, è che avevano la stessa tecnica, cioè l'albero, e lì ugualmente richiamo l'Odissea, si capisce che l'Odissea è il mio libro preferito, però l'Odissea, Ulisse cosa fa? Appena vede la cosa, quando deve sbarcare, la prima cosa che fanno è tolgono l'albero era mobile, quindi lo tolgono e poi appunto scendono e portano su la barca, la spiaggiano. Quindi quest'albero mobile a Cipro è proprio riprodotto così, non c'è mai in fisso, è sempre un qualcosa che non si conserva perché era di legno, però che veniva messo sul fondo della barca. Beh, chiaramente poi con le nostre navicelle, come ha detto lei, è un po' più difficile perché essendo in bronzo è fuso, però
avere poi un riscontro in realtà con un altro materiale ci dà appunto anche Certo, l'idea di certo. che cosa possiamo immaginarci, ecco, o quali sono a volte dei limiti, oltre i quali noi non possiamo andare, perché chiaramente un'informazione indiretta è comunque legata all'oggetto che stiamo analizzando, o comunque alle scoperte che abbiamo fino a quel momento. Come dice lei, Esatto. poi chiaramente si spera sempre che si scopra qualcos'altro che in qualche modo stravolga ci dia ragione sulle nostre ipotesi. Questo chiaramente è Credo la che il scienza sogno, credo che il archeologica. sogno di qualsiasi archeologo sardo sicuramente sarebbe ritrovare un relitto di un'imbarcazione sarda o con un carico misto, cioè non dobbiamo essere, cioè il fatto di, come abbiamo visto prima, c'era una grande, diciamo, un grande mix di gruppi che lavoravano insieme per un fine comune, quindi probabilmente non si troverà mai una nave con un carico di oggetti sardi e Esclusivo. basta, Mh-mh. ma sicuramente c'era una cooperazione anche in questa cosa, in questo aspetto così importante che era la navigazione, ecco. Okay, fantastico. Allora, passiamo all'ultima domanda, che è in qualche modo la più interessante e ricollega un po', tutto quello che è stato detto finora. E quindi capire Sardegna e Egeo, in che modo si incontrano, che cosa scambiano e qual è questa rete, commerciale appunto di scambio che si è instaurata in questo momento che stiamo analizzando appunto. Quindi quali sono i rapporti che ci sono tra l'Egeo e soprattutto quali sono le storie che ci raccontano i reperti trovati. Questo è molto interessante. Allora, dunque, non ho fatto una precisazione che in realtà è molto importante, cioè quando abbiamo parlato dei materiali micenei ritrovati in Sardegna, non ho precisato che in contemporanea, quindi siamo alla fine del bronzo medio, mettete anche all'inizio del bronzo recente, all'inizio del bronzo recente, fine bronzo medio, noi non abbiamo materiali sardi di quel periodo ritrovati in ambito egeo. Questo è un aspetto importante perché è probabile che, come dire, è come se il contatto con la parte orientale del Mediterraneo abbia stimolato quello che invece avverrà in una fase più avanzata del bronzo recente, Quindi siamo il bronzo recente, diciamo che finisce in una fase, in una data molto importante che è quella del 1200, però siamo intorno al 1300-1200, siamo nel bronzo recente, quindi verso la fine di questo periodo, parte centrale e fine, invece abbiamo delle testimonianze molto importanti di materiale sardo che si ritrova nell'Egeo. Se andiamo con le immagini, Isabella, adesso non ricordo esattamente cosa ho messo, beh, quella è ancora, possiamo, sì, questi sono quella dei lingotti, ancora quello che stavamo parlando prima. Ecco qua, siamo col primo ritrovamento, è il primo anche, diciamo, più antico nel corso del tempo, perché nella costa meridionale di Creta, in un insediamento importantissimo che è quello di Commos, vennero ritrovati dei materiali insieme a tanti altri materiali di provenienza anche dall'ambito italiano, dalla penisola italiana, che all'inizio non si riconobbero, poi a un certo punto si comprese che erano materiali di provenienza sarda, quindi vengono fatte anche analisi archeometriche confermano che si tratta di materiali che vengono dal sud dell'isola, dal sud della Sardegna. È un ritrovamento molto importante sia perché è quello, diciamo, più antico, il più antico ritrovamento di materiale sardo nel Mediterraneo orientale. Se andiamo alla prossima, abbiamo una diapositiva in cui si nota, ecco,
Guardate, in questi disegni sono quelli della colonna di sinistra, sono quelli ritrovati a Commos, e invece quelli di destra vengono dalla zona di Antigori, comunque dal sud dell'isola. È una produzione tipica del sud dell'isola, è la cosiddetta ceramica grigio ardesia, che ha delle forme, ha delle caratteristiche, diciamo, tecnologiche particolari, ma soprattutto le forme sono indubitabilmente caratteristiche di queste produzioni, e sono sicuramente quindi materiali sardi. Andiamo alla prossima. Commos è un posto molto importante perché viene definito come un emporio, cioè un luogo dove è un porto, è un porto dove è realizzato su una spiaggia molto, molto ampia, e ci sono degli edifici. Questo edificio, ad esempio, vi faccio vedere questa è la pianta di un edificio particolare, l'edificio P, che ha questa caratteristica, ha degli ambienti lunghissimi. Pensate, quelli che vedete nella parte bassa della diapositiva, sono lunghi 38 metri e sono larghi poco più di 5 metri. E sono stati interpretati come diciamo, il rimessaggio, il luogo per fare il rimessaggio delle navi, perché hanno una lunghezza, non può essere nient'altro, una cosa così lunga. Non sono delle case, non sono neanche dei magazzini, perché i magazzini anche in queste aree hanno i vasi interrati nel piano pavimentale, insomma hanno delle caratteristiche particolari. Queste sono il rimessaggio per le imbarcazioni. E Commos è un posto dove c'è veramente materiale di tutto il Mediterraneo, anche occidentale, ed è importante proprio data la sua relativa antichità. Quindi ci sono i materiali sardi, ci sono sia materiali, è importante sempre poi guardare che tipo di materiale è. Abbiamo detto il materiale fatto in ceramica cosiddetta grigio ardesia, e materiale che viene dal sud dell'isola, così hanno detto le analisi, ma anche tipologicamente si capiva, e sono sia forme di uso comune, cioè ci sono delle conche, delle scodelle, quindi dei recipienti che servono per mangiare, per contenere del cibo, e poi ci sono anche delle olle, quindi dei vasi invece di forma più chiusa, che sono dei veri e propri contenitori, quindi sono dei vasi che si prestavano anche diciamo a far viaggiare dei beni. Probabilmente beni di consumo, non sappiamo naturalmente che cosa, però ci aprono ci fanno venire delle domande sulla natura di questo spostamento. Quindi sono stati dei sardi che si sono spostati a Creta, si sono stabiliti per sempre là. Naturalmente gli indizi sono troppo pochi per poter dire una cosa del genere. Andiamo oltre, perché c'è un fenomeno molto interessante che interessa tutto il Mediterraneo orientale, l'Egeo e il Mediterraneo orientale. L'Egeo naturalmente non l'ho specificato, però l'Egeo è lo spazio, diciamo, che c'è tra la Grecia e questa parte di quella che adesso è in parte la Turchia, e appunto l'Egeo è questa zona delimitata, caratterizzata, costellata da centinaia e centinaia di isole. Questi simboli che vedete sono indicativi della presenza di materiale, io l'ho fatto, questa immagine viene da un libro di un autore inglese che è stato tradotto in italiano. Vi assicuro è stato tradotto male, perché hanno definito la ceramica brunita. È ceramica d'impasto, è ceramica, diciamo, preistorica, quindi diversa da quella che si produceva nelle aree dell'Egeo, del Mediterraneo orientale in generale, che è stata però ritrovata in tante zone della Grecia, a Creta tantissimo, a Cipro, nella costa orientale qui nella costa orientale, quella che delimita a est il Mediterraneo. Ed è della ceramica d'impasto, che evidentemente aveva una sua attrattiva, però devo dire la verità, ci sembra un po' forzata questa interpretazione, perché ceramica molto semplice, ceramica di uso comune, sono delle scodelle, in questo caso una tazza, sono delle ceramiche appunto non di particolare pregio o raffinatezza,
che probabilmente fanno parte di, questa ugualmente ribadisco un'interpretazione, però mi sembra anche plausibile, che facevano parte del set personale di gruppi che dall'Occidente si spostavano e risiedevano per certi periodi, non sappiamo quanto, magari qualcuno ci è rimasto tutta la vita, altri magari nell'arco di qualche stagione sono poi ritornati in Occidente, però si sono portati dietro il proprio forse il proprio set ceramico, forse possiamo pensare che lo stesso è avvenuto per i materiali sardi. Però possiamo andare avanti, forse ci sono ecco, altre immagini di questo Mediterraneo che nell'età del bronzo veramente il Mediterraneo orientale è centrale e orientale è un luogo di scambi e contatti molto 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 intensi. Molto volevo fare una finestrella soltanto per ricordarvi che la prossima, sì, che molto il mito ci aiuta spesso, l'archeologia non segue il mito, l'archeologia fa la ricerca archeologica, cerca i materiali, cerca di interpretarli, cerca di dare una spiegazione agli oggetti che si ritrovano, ma non può ignorare il mito, perché il mito ci può dare delle informazioni, delle suggestioni che hanno praticamente sempre hanno un fondo di verità. E questo era soltanto per ricordarvi, qua abbiamo la ricostruzione di una nave micenea, è una ricostruzione abbastanza ben fatta, molto, molto, molto buona, è una ricostruzione filologica perfetta, fatta sulla base delle iconografie, quindi di quello che si vede nei dipinti dei vasi, nelle incisioni, nei modellini di ceramica, e sta al porto di Volos. Volos è una cittadina a nord di Atene, sta in un ampio golfo, un porto naturale straordinario, e c'era la sede di Iolcos, una città micenea. Iolco è protagonista di un mito importantissimo per i greci, che è il mito degli Argonauti. Gli Argonauti, Giasone, appunto il principe di Iolco, decide di armare una nave per andare a recuperare il vello d'oro, è una bellissima storia. Perché vi sto raccontando questo racconto mitologico? Per farvi capire la potenza di navigazione dei Micenei e in genere dei naviganti dell'età del bronzo. Cioè andiamo alla prossima, con questa nave il viaggio degli Argonauti vanno in Occidente, vanno anche nella costa, ma l'impresa più importante degli Argonauti, che è da Iolco, vedete questo è Iolco, questo è Volos, da Volos sono passati per il Bosforo, sono andati nel Mar Nero, sono andati in Colchide, che la Colchide corrisponde alla Georgia attuale, ed è una delle regioni più ricche di giacimenti d'oro. Chiaramente Giasone doveva recuperare il vello d'oro, è molto interessante, ve lo dico a mo' di cosa diciamo di colore, a Volos, quella nave che avete visto prima è fatto da un gruppo di cittadini di Volos che ha voluto ricostruire in modo veramente, hanno fatto veramente archeologia sperimentale, cioè hanno veramente rifatto con tutti i crismi, con le tecniche antiche quella nave. La nave funziona, nel senso che un gruppo di cittadini hanno voluto fare un esperimento bellissimo, cioè sono andati, dopo averla fatta, si sono allenati e hanno preso la loro barca, la loro nave, e coi remi sono andati in Georgia attraverso hanno rifatto il tragitto di Iolco, un'impresa bellissima, però per dirvi che il mito sicuramente si basa su dei viaggi veri, quindi dato che i Micenei hanno fatto degli oggetti d'oro straordinari, avevano un'industria ora veramente molto molto raffinata, avevano bisogno di oro. Sicuramente una delle loro dei punti dove andavano a approvvigionarsi d'oro poteva essere la Georgia, e ci andavano, probabilmente gli conveniva proprio andare in nave piuttosto che a piedi. Però vediamo altri ritrovamenti, perché le scoperte più recenti, forse dobbiamo saltare, no, erano, ecco.
Una delle scoperte più recenti degli ultimi anni, mancava un tassello in questo Mediterraneo orientale, cioè tutto quanto si fermava a Creta, si fermava nella Grecia, a Tirinto c'è un orlo che è sospetto di nuragicità, di essere un orlo nuragico, però nella Grecia continentale non c'è molto materiale sardo, c'è qualche frammento forse dubbio, però a Cipro non c'era niente, però noi avevamo tantissimo di Cipro, quindi dicevamo è un rapporto unilaterale, cioè da Cipro arrivano i lingotti, arriva anche dei frammenti di ceramica perché c'era qualcosa ad Antigori, ma i sardi non hanno fatto niente, quindi è un rapporto univoco. E invece chiaramente meno male che la ricerca archeologica ci permette di fare questi cambi di prospettiva e di capire invece delle cose nuove, perché siamo nella costa meridionale di Cipro, a Pila Kokkinokramos. Cipro, piccola parentesi, Cipro diciamo, ha una struttura organizzativa anche questa di città-stato, è un'isola che produce tantissimo, abbiamo detto, e ha dei rapporti molto intensi, soprattutto sia sì, anche col mondo miceneo, ma alla fine dell'età del bronzo recente guarda in modo molto ha relazioni molto intense con la costa orientale, diciamo con l'attuale Libano, con l'attuale appunto costa, con quelli che erano le aree che aveva di fronte, perché è vicinissima la distanza tra la costa tra Cipro e la costa orientale del Libano è veramente ridottissima. E quindi per la prima volta a Pila Kokkinokramos, questo sito così importante, dove gli scavi si fanno da tanto tempo, vediamo la prossima, è un sito importante per una ragione particolare, è un sito di brevissima durata. Questo in archeologia sono i posti più preziosi, perché permettono di definire tutto quello che viene ritrovato in un contesto del genere è ben datato, a prescindere dal fatto che si abbiano altri elementi di datazione, però noi sappiamo che Pila Kokkinokramos ha vissuto tra il 1230 e il 1170, quindi un arco cronologico brevissimo. E la cosa che a noi interessa per la prospettiva dei nostri studi è che nel 2010 venne ritrovato un primo vaso che si rivelò appunto un'olla, una piccola parte di olla, ma molto ben riconoscibile come un'olla con le anse cosiddette a gomito rovescio, produzione sarda indubitabile. E poi nel corso degli anni, questa è un'immagine, quella di destra, del 2017, vengono ritrovati altri vasi sardi. È una scoperta molto importante, sia perché dà per noi delle conferme. All'inizio, quando sono stati ritrovati, si è un po' gridati: straordinario, abbiamo finalmente visto che questi nostri vasi sono molto antichi. No, noi sapevamo già che quei vasi erano di quel periodo, però certamente la conferma di trovarli in un contesto chiuso come quello di Pila Kokkinokramos è sicuramente una cosa molto, molto importante. E guardiamo quella dopo perché ci dà un ulteriore indizio. Questa è la ricostruzione fatta proprio dal Cyprus Institute di Sorin Hermon, che so che avete avuto ospite forse due incontri fa. È una ricostruzione grafica fatta da loro che ci restituisce la forma originaria del vaso. Una delle cose importanti del ritrovamento è che sono stati trovati anche dei frammenti con una placchetta di piombo, questi che vedete nella parte bassa della diapositiva. Perché è importante? Innanzitutto perché è piombo sardo, e c'è subito da fare una domanda: ma hanno trasportato un vaso rotto? Perché voi sapete
che il piombo si usava per riparare. Lo si è usato, guarda, sino a pochissimo tempo fa. Quindi si facevano dei buchetti nelle due parti da unire, si faceva una placchetta e si fondeva sopra, il piombo fonde a temperatura proprio di focolare, non ci vogliono alte temperature, quindi è molto facile colarlo e raffreddandosi giunta le due parti che bisognava riunire, ed è un materiale particolarmente prezioso di cui la Sardegna è ricchissima. Ma non lo è le altre parti nel Mediterraneo, in realtà non sono molte le zone che hanno il piombo, quindi è un ritrovamento particolarmente importante, perché c'è da chiedersi, come vi stavo anticipando prima, ma hanno portato un vaso rotto dalla Sardegna o l'hanno rotto lì e ci avevano il piombo per ripararlo? Forse questa seconda ipotesi è un po' più plausibile, però è una cosa molto importante, perché portarsi il piombo vuol dire che tu non so, che probabilmente stai portando anche piombo, e forse il piombo è la cosa importante al di là del vaso, perché il piombo ti permette di fare veramente tantissime cose, ti permette di riparare i vasi, è un qualcosa che non è conosciuta in quelle zone, e quindi diciamo è un elemento molto importante che piano piano probabilmente ci aiuterà a capire anche il ruolo di questi sardi che vanno in queste aree di Cipro. Questo quadro si è arricchito perché guardiamo la prossima, vabbè, queste sono delle considerazioni per far capire che abbiamo degli equivalenti in Sardegna, insomma, di quei vasi, perché c'è a fianco a Pila Kokkinokronos c'è un sito importantissimo, molto conosciuto, che ha invece una vita ben più lunga rispetto a quello di Pila Kokkinokronos, che è la Sultantekke, che si data appunto tra il 1550 e il 1150. E in questa località sono stati trovati di recente, una scoperta proprio diciamo di 2 anni fa, dei pozzetti funerari, quindi dei pozzetti votivi in un'area dove c'erano anche delle tombe, che al cui interno in questi pozzetti c'era del materiale sardo. Del materiale sardo sono state fatte anche quale analisi, è materiale che viene sempre dal sud della Sardegna, si tratta sempre di quelle di scodelle grigio ardesia, quindi analoghe a quelle di Comos, e devo dire che in realtà se noi sono da datare sicuramente verso la fine della vita di questo sito, quindi diciamo che sono più o meno coevi. Pila Kokkinokronos e Ala Sultantekke sono più o meno coeve. Queste scodelle sono tipiche del bronzo recente, ma si continuano la loro vita anche dopo, e praticamente è molto importante il ritrovamento di questi materiali, perché ci fotografa una presenza di sardi in un momento, diciamo nel periodo più critico di tutta l'età del bronzo, che è il passaggio dal bronzo recente al bronzo finale. È quello che in alcuni vecchi libri di storia vengono chiamati i secoli bui. Perché? Perché succede di tutto nel Mediterraneo, ma soprattutto nel Mediterraneo orientale. Crollano i grandi regni, anche l'Egitto perde colpi, ha delle belle mazzate, il regno Ittita si sfalda, le città micenee hanno tutte segni di distruzione e non vengono, praticamente Micene non ritornerà mai più al vecchio splendore. Ugualmente Tirinto, il palazzo crolla, c'è un disastro totale. È un momento veramente di grandi stravolgimenti in cui cambia tutto in tutto il Mediterraneo, e non solo nel Mediterraneo orientale, anche nel Mediterraneo occidentale. Da noi in Sardegna si finirà la costruzione dei nuraghi, nasce una nuova civiltà, nasce una nuova organizzazione sociale, e ugualmente nel Mediterraneo orientale. Quindi è un momento. Che cosa crea il cambio? Non si sa, cioè c'è un mix probabilmente, non è un unico evento, sono tantissimi eventi complessi. Forse uno è quello ambientale, cioè c'è stata una crisi climatica, proprio quella che viviamo noi adesso, no? Diciamo tutti i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono stati all'età del bronzo e hanno creato
dei disastri. Quindi diciamo, attrezziamoci, cerchiamo di porci rimedio prima che sia troppo tardi. Quindi delle grandi stagioni secche che hanno dato, probabilmente hanno fatto sì che si creassero grossi problemi nell'economia di queste zone. Ci sono dei documenti egizi che parlano proprio di lettere di regine del regno ittita che chiedono aiuto perché non hanno alimenti, hanno bisogno di carichi di grano. Cioè è veramente una situazione molto 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 grave. Le analisi sono stati fatti dei carottaggi coi pollini proprio ad Ala Sultan che hanno rivelato che c'è una stagione arida che dura tanto, dura decenni. Immaginatevi dei decenni in cui l'agricoltura non può procedere come procedeva prima. È chiaro che la società entra in crisi, c'è un grosso problema di approvvigionamento delle risorse alimentari e quindi questo è uno dei fattori che crea dei problemi. Un altro, per la Grecia si è parlato di terremoti. Ci sono stati dei terremoti, la Grecia è un'area sismica, però molti di quei palazzi delle cittadelle micenee hanno le tracce di questi terremoti, che non sono, da soli non possono essere stati la causa di questo sconvolgimento. Considerate che i regni micenei crollano definitivamente e non si risolleveranno mai più. Il mondo minoico crolla, non si risolleverà mai più. Cipro si riorganizza, tutti si riorganizzano in modo nuovo, quindi è un momento di grande cambiamento. Sicuramente è un cambiamento anche doloroso che ha creato dei grossi problemi, che però fa sì che gran parte delle società si riorganizzeranno e poi daranno vita, diciamo, nella fine dell'età del bronzo e nell'età del ferro a nuove società, diciamo, nuove e anche ricche, anche diciamo società che hanno fatto produzioni importanti di oggetti, di ricchezze e che hanno continuato a navigare, aprendo anche nuovi orizzonti, perché l'Occidente ha sicuramente in questa fase del bronzo finale dell'età del ferro una grande stagione di nuova vita con appunto tutta un'area, una fetta diciamo di mercato che si apre verso l'Occidente, verso la Spagna, verso altre aree, verso il Nord Africa, tutte aree che avranno in questa fase più recente una grande fortuna. Ok, grazie, veramente bellissimo. Poi credo che vedere anche le immagini di ciò che è stato ritrovato e capire anche quanto effettivamente si possa aggiornare velocemente, come cambi anche la visione che possiamo avere di ciò che succedeva, è veramente meraviglioso. Se appunto pensiamo che l'idea iniziale fosse quella di un contatto, diciamo, a un unico senso, quindi l'Egeo che arriva in Occidente, ma non c'è diciamo, un senso contrario, in realtà poi anche solo un unico reperto inizia a cambiare un attimo la dimensione. E poi si parla spesso di reperti belli, diciamo, quando si utilizza il reperto prezioso, il reperto bello, però poi il reperto di uso quotidiano in realtà ti dà molte più, in questo senso, diciamo, passatemi il termine, ti dà più informazioni, perché ti dice sì, ma perché un reperto di uso quotidiano si trova così lontano dal suo luogo, diciamo, d'uso? Perché? Perché a quel punto ci sono tutta una serie di domande: chi lo usava? Quindi era merce di scambio oppure si è spostato con il suo possessore? Quindi c'è uno spostamento non solo di beni ma anche di persone, e questo è estremamente interessante. E chiaramente poi le successive scoperte ti aiutano ad indirizzare poi quell'ipotesi. Io lo trovo veramente affascinante, veramente bellissimo. Io, insomma, non so. Anche perché c'è la prospettiva che ne avverranno delle altre, quindi siamo tutti in attesa di questi scavi a Cipro, sperando che escano fuori veramente altri elementi, ecco.
Esatto, veramente bello. Quindi grazie mille, Ecco, è stato veramente, veramente prezioso. Io sono davvero molto contenta che lei abbia accettato questo invito e che abbia condiviso con noi queste informazioni, soprattutto perché, questo lo dicevo anche a lei prima di iniziare, eh, in genere non si parla mai dell'aspetto dei contatti, ma soprattutto dell'Occidente e dell'Oriente. In questo periodo, appunto, partendo diciamo dal bronzo medio e ad arrivare all'inizio del bronzo, dell'età del ferro. Invece questo veramente ci dà la misura di ciò che ancora dobbiamo capire e quanto effettivamente siano complesse le società e siano complesse le reti che collegavano queste società. Quindi è veramente interessante, ed è bello soprattutto capire che non ci possiamo focalizzare su un'unica società o su un unico momento, ma è sempre importante capire che cosa c'è oltre quello, no? In certo. genere si parla di Sardegna centrici o insomma, o al contrario, ecco. E quindi comunque credo che sia veramente bello. Quindi davvero grazie. Non so se vuole dire qualcosa prima di chiudere. No, no, io ringrazio voi del museo Isabella perché sono comunque credo delle bellissime iniziative che ci aiutano anche, insomma, al di là del fatto che ci aiutano a passare questo difficile momento, stando in rete, stando, insomma, in contatto. Però sicuramente fanno, insomma, penso che facciano bene e danno anche la possibilità, magari a chi sta lontano da Sinna e che non avrebbe avuto in presenza la possibilità di stare lì insomma, insieme, però a distanza uno ha anche la possibilità di seguire delle cose, e quello secondo me è una cosa, dovremmo far tesoro anche di questa cosa che forzatamente stiamo vivendo in questo modo, però dopo, quando tutto tornerà, speriamo presto, normale, però facciamo tesoro di questo, cerchiamo di sfruttarlo comunque questo sistema. Certo, vedo che Giuseppina De Murtas pensa lo stesso perché scrive: in questo periodo che non ci permette di muoverci, il viaggio spazio-temporale che ci state regalando vale oro. Bellissimo, quindi Bello, insomma sì. interessante, anche perché diciamo che una delle pochissime note positive di questo periodo unico che stiamo vivendo, o unico per la nostra memoria, ecco, mettiamola così, che No, è stiamo unico. vivendo, aiuto, sì, insomma, Sì. è che chiaramente dà la possibilità di essere più vicini e anche di dialogare tra di noi, o anche aprire un attimo le porte di un piccolissimo museo come il nostro all'Università di Sassari, al Cyprus Institute come abbiamo visto, insomma poi andremo anche fuori dall'Europa a breve, quindi insomma questo credo che sia interessante. Stanno arrivando tutta una serie di commenti, di Sì, ringraziamento di persone che hanno li seguito. vedo. Io vorrei chiudere dando gli ultimi, i prossimi appuntamenti. Abbiamo il 19, venerdì 19, la presentazione del libro Esperienze e interpretazioni della morte tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Alberto Virtis e Luca Vargiu. Un libro veramente, un volume bellissimo. Quindi vi aspettiamo venerdì 19 per questo. Invece i talk poi riprendono il 27 con Livia Cornaggia, con Osservare il mondo con le mani, Museo Tattile di Varese, e poi il 5 marzo con Fabio Pinna parleremo di archeologia pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari. Insomma, abbiamo un piccolo calendario, speriamo di poterlo poi portare avanti, insomma, anche oltre. Niente, allora, Va grazie bene. mille per tutto. Grazie a te, grazie a voi, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie infatti a tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima. Ciao a tutti. Arrivederci.